Sei in attesa di colloquio con Hotel Kia Laguna Resort. per... Ricevimento. Hai già avuto esperienze? Sì. Dove? Al Cala Serena Village l'estate scorsa come tirocinante di ricevimento. Che cosa ti è stato chiesto? Le mie esperienze precedenti, le mie disponibilità e magari una presentazione diciamo in generale. Tu hai portato il curriculum? L'ho mandato su monster.com. Mi hanno chiesto di parlare di me, hanno verificato le mie conoscenze linguistiche e appunto abbiamo parlato delle mie esperienze precedenti. Nei colloqui effettuati in queste giornate avete già individuato delle figure? Abbiamo visto circa 15 persone e comunque di queste persone 5-6 candidati sicuramente possono fare al caso nostro. Il Job Day è l'inizio di un cammino in una chiave comunitaria dei servizi del lavoro, è diciamo, una giornata complessa, è fatta di diversi eventi in uno, parte da un convegno sulle politiche del lavoro col Ministro, col Presidente della Regione, tutti i vari stakeholder dei servizi del lavoro, ci sono dei laboratori ricercativi al lavoro che sono una necessità, i ragazzi ci chiedono di professionalizzarci perché purtroppo 2 colloqui su 3 vanno male, 2 curriculum su 3 vengono cestinati perché non siamo in grado con professionalità di affrontare un colloquio di lavoro, di mandare un curriculum con tutte quelle diciamo, informazioni utili a un recruiter professionale che fa selezioni. Nei laboratori abbiamo circa 500 ragazzi che chiedono cos'è la web reputation, il personal branding, come fare un video colloquio, un video curriculum, quindi grande richiesta anche da questa parte. Culminiamo l'evento invece con dei laboratori tematici su 4 aree che sono gli indirizzi del programma regionale di sviluppo per costruire percorsi di alta formazione. Noi abbiamo un'eredità importante in Sardegna, il Master & Back, 196 milioni di euro spesi nella scorsa programmazione, lo stiamo ridisegnando in una chiave logica partendo dal basso, chiedendo a imprese, neolaureati e laureati qual è il master professionalizzante del futuro su cui vorrebbero investire e su cui la Regione investirà.